E quindi con l'Inno d'Italia si chiude la parte introduttiva di questa bellissima finale tra Asiago e Empoli. Arrivano le indicazioni degli arbitri per i capitani. Squadre pronte, giocatori praticamente schierati. E quindi si parte con questa finale. Disco combattuto a centrocampo, ne esce vincitore intanto il numero 9 di Asiago che prova il tiro, intanto il disco ripreso da Empoli, passaggio in fondo per Chirico, numero 13, che ha occasione di andare a tu per tu con Longhini che sventa l'occasione per Empoli, recupera il disco Capitan Chirico che prova a ripartire in velocità, bloccato dai giocatori di Asiago, ma sempre possesso Empoli. Attenzione, errore qui per Empoli, ne approfitta numero 9, Rigoni Gabriel, che va a segno e quindi porta l'Asiago in vantaggio dopo neanche un minuto di gioco. E quindi vai per su 1, Empoli 0. Errore grave del difensore di casa Empoli, bravo il giocatore di Asiago a mettere il disco sotto traversa da una posizione difficile comunque. Sì, sarà un po' la tensione, però non si possiamo partire così cioè meglio, non può partire Empoli così con una finale di campionato. Ne approfitta intanto Basso, cerca di andare in velocità, ne approfitta adesso Chirico del controllo sbagliato da parte di Basso. Chirico controlla dietro la porta e passa indietro. Sempre Chirico che controlla adesso. Asiago che Albonetti, pressa. scusa. Tiro della lunga distanza dal giocatore di Asiago, recupera quindi Empoli con Chirico, tira e viene fermato dal difensore di Asiaghese. E quindi cambio delle linee. Nessun cambio ancora per Empoli. Riparte
Asiago in velocità e tira il numero 4 Riccardo D'Urso, che porta gli Asiago Vipers sul 2-0 dopo 2 minuti e 12 secondi di gioco. Vince l'ingaggio intanto Filippo Marobin, numero 11, controlla adesso dietro la porta D'Urso. Passaggio per Filippo Marobin. Sempre D'Urso. Pressato da Gonni, che recupera il disco, non viene aiutato dai suoi compagni e quindi ne approfitta Asiago con numero 18. Giocatori di Empoli che esce dal campo dolorante, non so se hai visto. Non me ne sono accorto, Elia. Gonni che è andato a fare pressing dietro la porta. Ok. Penso sia caduto male di schiena o... Prosegue Rossi Mattia da solo. Tiro deviato, però recupera Filippo Marobin, bloccato da Chirico. Si lotta in angolo. Disco portato a casa da Empoli, che può ripartire con il numero 22. Decide di tornare indietro e passare al capitan Chirico intanto, che riparte da solo in velocità, viene bloccato a occasione dell'Asiago con Rossi. D'Urso, possibilità per lui. Filippo Marobin è subito in angolo a prendere il disco, ne esce però il numero 13 di Empoli, bloccato da tutti praticamente i giocatori di Asiago. Tanto sempre Rossi. D'Urso Riccardo, passaggio per Rigoni. Asiago che porta il disco dietro la propria porta per permettere il cambio di tutti i giocatori. Sale Rigoni, che viene fermato da Chirico. Disco recuperato da Asiago. Asiago ancora con il disco. Tiro dalla media distanza parato dal portiere di Empoli. Contrasto, recupera il disco basso intanto, che può provare ad andare al tiro, che però viene deviato dal numero 22 di Empoli, Albonetti. Si riparte quindi con un ingaggio in zona difensiva di Empoli, vicino alla porta. Fischia Zatta. E quindi sì, Filippo Carron vede un fallo qui invece di Asiago per D'Urso, che raggiunge la panca puniti. Eccessiva durezza.
Non ho visto se colpo con bastone o eccessiva durezza, comunque... Mi sembrava di aver visto eccessiva durezza. 2 minuti intanto per gli Asiago Vipers, quindi occasione per Empoli. Power play. Basso Chirico, Basso vince l'ingaggio, gestisce in angolo, passaggio lungo per lanciare Rigoni, e invece D'Urso Riccardo intanto prova ad allungare, contropiede per Empoli, prova il tiro con numero 22, e intanto si dimenticano di D'Urso che dà a Rigoni, occasione per lui e rete! 3-0 per gli Asiago Vipers. Grande azione qua, errore clamoroso dei ragazzi di Empoli che hanno fatto uscire tranquillamente il numero 4 D'Urso Riccardo per l'assist a Rigoni. Ingaggia a centrocampo, aspettiamo Mattia Longhini che si sistema la porta, intanto si parte, ingaggio vinto per Empoli. Gonni, passaggio per Chirico, Gonni pressato da Rigoni, passaggio sbagliato, recupera il disco Basso che controlla, D'Urso, Empoli che dovrebbe andare a pressare in 2 sul disco. Occasione per Basso, prova il tiro, ha rischiato anche la quarta rete qui per Asiago Vipers. Intanto si riparte con possesso il disco di Empoli. Chirico, Albonetti, Chirico, ottimo pressing qui di Asiago che non permette a Empoli di costruire. Prova il tiro da distante Gonni, rimbalzo, blocca tutto Longhini. E rientra così il giocatore di Asiago, quindi entrambe le squadre al completo in questo momento. Controlla sempre Empoli. Recupera il disco, intanto Asiago prova ad andare alla conclusione. Asiago ancora con il disco. Manfio lotta in balaustra.
Casagrande esce, va al tiro che va fuori dallo specchio della porta, riprova intanto Asiago con Scalabrin, parato da De Santi. Però al tiro D'Urso che però non arriva, riprova un altro tiro bloccato dal difensore di Empoli. Elia, ma cosa sta succedendo alle stecche di Asiago in questi secondi? Bisogna... ci avranno messo la cera. Intanto recupera il disco Filippo Marobin. D'Urso prova il tiro da distanza, dalla distanza. Blocca tutto De Santi, quindi si andrà con un ingaggio. Asiago che è ovunque, sono sempre sul disco, combattono ogni battaglia e fanno sentire la loro presenza. Assolutamente, Asiago ricordiamo che ha già vinto campionato Under 12 e campionato Under 16 durante lo scorso weekend, quindi se dovesse aggiudicarsi anche a questa medaglia d'oro, Triplette. sì, una triplette. Di tutto rispetto per il settore giovanile degli Asiago Vipers, che testimonia anche il grande lavoro che sta facendo Luca Rigoni e ovviamente Fabio Forte che lo assiste in panchina anche in questa finale. Basso prova a scartare il Chirico che riprende il disco e trova molta confusione in realtà tra i compagni, deve gestire da solo, bloccato dal numero 19 di Asiago che si prende il disco e prova a scartare tutti nuovamente, inferocito, passa dietro, vediamo, intanto controlla Rigoni. Basso prova il tiro dalla distanza, bloccato da De Santi, subito sul rimbalzo Rigoni Gabriel che vuole la tripletta. Vince l'ingaggio Basso, scusate, l'Asiago, e con Basso in possesso del disco. Disco sul lato per Rigoni che prova ad andare al tiro, bloccato da De Santi. Occasione qui per Empoli che segna con il numero 22 Albonetti Giovanni. E quindi accorcia le distanze, si porta sul 3-1. Esplosione del tifo di Empoli e quindi time out per gli Asiago Vipers. Bravo il giocatore di Empoli che è riuscito a tirare e mandare il disco sotto le gambe del portiere di Asiago.
Finisce così il time out e si riparte con un Gazzo in zona centrale. Ingaggio vinto nuovamente da Asiago. Rigoni bloccato, sempre Rigoni. Disco liberato da giocatori di Asiago che viene recuperato da Empoli e viene riportato nelle mani di Asiago. Passaggio Casagrande regala una caramella a Rigoni Gabriel, che segna il terzo gol per lui e quarto per gli Asiago Vipers, che riprendono il vantaggio di più 3 reti. Non facile da prendere questo passaggio. No, un passaggio, comunque un flip non atterrato perfettamente. È stato bravo comunque il giocatore di Asiago a riuscire a tirare e indirizzarlo esattamente dove voleva, dove c'era il buco. Ci riprova intanto Empoli con Chirico. Passaggio dietro bloccato, approfitta Basso che va al lato, tira, De Santi si fa trovare pronto, sempre Albonetti. Chirico, confusione a centrocampo, ne approfitta Empoli. Chirico si muove bene, dà un passaggio un po' impreciso per Gonni che non riesce ad agganciare bene, quindi approfitta Asiago, si lotta in balaustra. Chirico, esce vincitore Asiago da questa battaglia in angolo e Basso, vediamo. Gli arriva qualche steccata sulla griglia, infatti arriva il fallo di Filippo Carron per gancio con bastone. No, dall'altra parte. E quindi fallo per Empoli, power play per gli Asiago Vipers. Scusate, power play per gli Asiago Vipers. Non ci voleva per la squadra di Empoli. Asiago che, come stiamo notando, ha un ottimo sistema realizzativo. D'Urso. Passaggio in mezzo mancato per Rossi, mi sembra. Disco che si impenna sopra la testa di De Santi. Sì. Scaramucce davanti alla porta. Niente di grave, comunque si continua. D'Urso vince l'ingaggio Empoli, quindi può controllare con Chirico che prova a portare sul gioco in zona offensiva. Arriva Filippo Marobin che blocca tutto e riparte in contropiede. Decide di impostare meglio il power play, giustamente. D'Urso prova il passaggio bloccato da Chirico e sempre Filippo Marobin approfitta di questo disco abbandonato in balaustra. D'Urso, passaggio per Rossi davanti alla porta. Rossi, D'Urso,
Riccardo, passaggio in mezzo per Rossi che prova la conclusione, sempre D'Urso, Riccardo, passaggio di nuovo in mezzo per Rossi, recupera sempre il disco Asiago, sempre con D'Urso, si prosegue, tiro fuori dallo specchio della porta, Rossi, Marobin, prende campo D'Urso, intanto arriva il tiro fuori dallo specchio della porta, Marobin, si trova un arbitro in mezzo, protesta al pubblico, comunque niente di grave, intervento falloso qui per gli Asiago Vipers. D'Urso ci raggiunge nuovamente in panca puniti. E quindi seconda occasione per Empoli, sì, che si potrà giocare un power play e poter accorciare le distanze. Gaggio vinto da Empoli, subito prova con il tiro ma recupera Asiago. Asiago che gestisce il disco dietro la propria porta. Empoli Chirico, che pressa, il disco ancora nelle mani dei giocatori di Asiago. disco recuperato da Chirico che può organizzare il power play. Gonni, Asiago che è riuscito a far perdere ben 40 secondi di power play. Di Nuni che dà di fatto il disco all'Asiago, che viene però recuperato fortunatamente da Chirico. Gonni, fortunatamente, nel senso che c'è stata una deviazione fortunata qui per Empoli, ovviamente. Intanto il numero 9 Rigoni Gabriel, autore già di una tripletta, passa a basso che tira, bloccato da Santi. Pericolosissimo Asiago anche in penalty. Parata di Mattia Longhini. Occasione per Empoli, Chirico bloccato da basso, si prosegue, disco via, recupera Di Nuni, Samarana Yake, Johnny, Chirico, tiro dalla distanza, duplice deviazione, anzi scusate. Rientra D'Urso, quindi 4 contro 4. Rigoni cade, non ho visto se è stato sgambettato, però l'arbitro fa zatta, tutto regolare. Chirico passaggio in mezzo che non riesce. Rossi, Rigoni Lorenzo, perdonatemi. Di Nuni è salita dietro la porta, intanto Empoli in difficoltà con questo ottimo pressing di Asiago e quindi il disco conquistato per gli Asiago Vipers. Si riparte da dietro la porta con D'Urso Riccardo che prova il passaggio che non raggiunge il destinatario. Ne approfitta però intanto D'Urso Filippo, rientrato da poco dalla penalità. D'Urso Riccardo, Manfio che dà ad D'Urso. Asiago che continua a salire verso il campo, prova il passaggio davanti alla porta ma non trova invece l'avversario.
Asiago che recupera nuovamente il disco, adesso riparte Empoli, no, ancora Asiago, cercano il passaggio in mezzo ma trovano il difensore di Empoli e così nuova penalità per casa Asiago, suppongo. Proteste. E quindi Manfio Ivan che ci raggiunge in panca puniti. Quindi altra occasione per Empoli che si potrà giocare un nuovo power play. Asiago prende il disco, occasione 2-1 non sfruttata dall'attaccante asieghese, bravo difensore di Empoli. Ancora disco nelle mani di Asiago, Empoli riesce a recuperare. Adesso ragazzi gestite al meglio questo power play, tiro parato da Longhini, un altro tiro affrettato per Empoli. Adesso Asiago che viene su, prova a cercare il passaggio e trova le gambe del difensore e il disco che viene bloccato dal portiere. Nuovamente ingaggio, zona difensiva di Empoli, ingaggio vinto da Empoli che fa girare dietro la propria porta. Asiago che nonostante siano in tre continuano a pressare. Ottima serie di passaggi per i ragazzi di Empoli. Chirico. Ancora Empoli, disco a metà campo, tiro e fermato senza problemi dal portiere di Asiago. Ancora 30 secondi alla fine del power play. Ingaggio vinto da Asiago che rispedisce il disco in casa Empoli e finisce così il primo tempo di questa partita con un parziale di 4-1. Quindi 5 minuti di pausa e ritorneremo per il secondo tempo.
Si riparte quindi con il secondo tempo di questa finale tra gli Asiago Vipers e l'Hockey Empoli. Intanto si continua sempre con Rigoni Gabriel, l'altra occasione per lui bloccato efficacemente dal numero 87 Chirico. Rientra intanto il giocatore penalizzato di Asiago, Casagrande, rientra, attenzione, deviazione di D'Urso pericolosissima per Longhini. Disco a Empoli. Chirico, Gonni, D'Urso. Si lotta in balaustra intanto. D'Urso va in aiuto Rigoni. Disco fuori per Gonni che stavo per dire regala il disco ad Asiago, invece ne approfitta Chirico. Bloccato, esce ancora D'Urso, scaramuccia un pochettino in angolo, ma niente di che, si continua a giocare. Occasione per Gabriel, Rigoni cede il disco a Riccardo D'Urso che non aggancia bene, quindi si va in angolo, passaggio in mezzo bloccato dai giocatori di Empoli che possono ripartire con Gonni, scusate, Chirico. Riccardo D'Urso prova la conclusione, bloccata da De Santi. Si andrà quindi all'ingaggio. Ingaggio vinto da Empoli. Empoli porta sul disco, ritorna Asiago che pressa. Di Nuni in angolo. Lotta in balaustra, esce Asiago a fatica, recupera così Empoli. Situazioni di 2-1, passaggio, tiro, parata senza problemi. Il portiere di Asiago. Tanto disco a centrocampo. Asiago prova, si fa scappare il disco e il portiere di Empoli che blocca senza problemi. Si ripartirà così a un ingaggio in zona difensiva di Empoli. Basso, prova il tiro, deviato, sempre Basso, prova da solo, prova il passaggio per il compagno davanti alla porta che non arriva, però sempre Basso. Calabrin intanto di fatto perde il disco ma cerca di riconquistarlo in angolo. Di Nuni travolta, sempre Di Nuni, butta via il disco, recupera Asiago, quindi disco dietro a Basso, prova il tiro dalla distanza, rimbalzo pericolosissimo per Empoli. Ottima parata, mi pareva l'avesse presa con la stecca il portiere. Sì. Ha sventato un gol praticamente già fatto. Quindi si va al cambio per Asiago.
D'Urso dietro la porta, sempre D'Urso. Filippo prende il tiro e prende il disco e tira, parato da De Santi. Filippo Marobin, sempre D'Urso, Riccardo questa volta, tiro fuori. Si lotta in angolo, esce Empoli con Chirico, scambio tra Gonni e Chirico, tiro parato da Longhini senza difficoltà. Asiago Empoli che recupera il disco, porta dietro, Chirico dietro la propria porta, Asiago che pressa, riesce Asiago a recuperare il disco, parte così il numero 11 che passa, il numero 4 di Asiago che perde il disco. Empoli tiene il possesso, cerca un proprio compagno, lo trova dietro la propria porta, così parte Capitano, passaggio a centrocampo, arriva al numero 22, intanto difensore di Asiago riesce a sventare questa azione da parte di Empoli, così riparte Asiago, sfugge il disco al numero 4, Empoli riparte, Chirico scarta un giocatore, prova il tiro ma trova il block shot da parte del numero 10 asiaghese. Ancora Asiago sale col disco, prova il tiro sul primo palo che finisce fuori dallo specchio della porta. Ancora Asiago che viene su con il disco, scarta due difensori, prova il tiro e trova il portiere di Empoli. Asiago con il disco dietro la propria porta, passaggio centrocampo e invece trova l'avversario di Empoli, Chirico gestisce, Asiago che pressa dietro la porta, bravo giocatore numero 19 che riesce a recuperare il disco, prova il tiro sul primo palo e trova la visiera del portiere, così l'arbitro decide di fermare il gioco. Tanto parte Empoli recupera Asiago, disco che bisticcia e trova nuovamente Empoli con Chirico, scarta un difensore, porta sul disco a centrocampo, ancora Empoli. Ancora Empoli, Asiago che tenta di recuperare,
e recupera alla fin fine in angolo il disco. Ancora Asiago riparte con il numero 16 che tira e viene parato. Bravo il portiere di Empoli, De Santi. Ingaggio vinto da Asiago, prova il tiro numero 4, non riesce. Empoli che prova a pressare, ancora il numero 4 che prova a cercare il compagno sul secondo palo e invece trova la stecca del portiere di Empoli. Ancora ingaggio in zona offensiva di Asiago, vinto da Empoli. Recupera il disco numero 14, Scalabrin. Disco in angolo, combattuto tra i due numeri 22 e finisce così con uno sgambetto da parte di 22 Manfio. Disco purtroppo disco che viene regalato ai giocatori di Asiago, così arbitro che fischia. Si ripartirà così con un ingaggio a centrocampo in zona offensiva per Empoli, da cui potrà dare inizio il proprio power play. Intanto time out e un minuto di pausa. Si riparte quindi con un ingaggio a 10 minuti e 24 alla fine del secondo tempo. Parte il power play di Empoli con l'ingaggio vinto da Asiago. E quindi Chirico, Gonni che guarda il compagno dall'altro lato del campo. Di nuovo tutto da rifare. Chirico prova il tiro, arriva un fischio che non è dell'arbitro, però si continua a giocare. D'Urso Riccardo, occasione per lui, parte in velocità, pericolosissimo, tiro fuori dallo specchio della porta, controlla Rigoni Gabriel, bellissima finta, bravissimo, vede il compagno che era libero, non aggancia però per il tiro al volo. Chirico che passa a Gonni che però si era appena girato, e quindi disco ripreso da Asiago con Rigoni Gabriel che vola in velocità, bloccato da Albonetti. Gonni tiro di Albonetti bloccato da D'Urso Riccardo, prova il numero, ora a cercare D'Urso Filippo che recupera il disco, serve Rigoni Gabriel che scarta tutti e serve questa caramella per
per D'Urso, Riccardo che insacca e quindi 5-1 per gli Asiago Vipers. Prendono il largo. Sicuramente una marcia in più durante questi minuti di power play per Empoli. Filippo Marobin che blocca il tiro, forse occasione per lui, sventato qua da Gonni che porta il disco, passa senza guardare, intanto arriva un disco per Filippo Marobin che è un po' lungo, forse va comunque a recuperarlo, assaltato da praticamente tutti i giocatori di Empoli, porta il disco dietro la sua porta, vede basso, occasione per lui che va al tiro, bloccato da De Santi. 8 minuti ancora da giocare. Chirico. Disco preso da Asiago con Basso che controlla, serve Rossi che però non controlla bene, non aggancia. Scusate, continua Di Nuni. Rossi serve per Basso, troppo lungo. Marobin prova da solo, bloccato in mezzo a due almeno, forse tre. Riparte Chirico. Chirico probabilmente che non è mai uscito, forse. Non so, una mia impressione. Comunque va al tiro. Longhini è presente, para tutto, blocca. Chirico ed Urso, ingaggio vinto per Asiago. Sale Asiago, ancora il numero 21, viene fermato e parte così Chirico se non sbaglio, ma viene nuovamente fermato da Asiago. Di Nuni riparte in contropiede, bloccata da numero 14 Scalabrin. D'Urso Riccardo passa dietro, D'Urso Filippo, Asiago che gestisce e fa girare il cronometro. Passaggio per numero 21, così scarica per il 4, trova il compagno libero davanti alla porta avversaria. Scalabrin davanti alla porta. Bellissima azione da parte dei ragazzi di Asiago, con una serie di passaggi hanno poi trovato il compagno libero davanti porta. Davanti la porta. Non ce n'è. Facendo queste azioni qua riescono a smarcarsi bene. Difficilissimo per i giocatori di Empoli starci dietro. Stanno facendo tutti i passaggi giusti, andando giù in velocità. Grazie anche a una panchina lunga riescono a far giocare anche tutti i giocatori e questo permette anche di essere freschi e sbagliare il meno possibile.
Empoli intanto che sale, disco combattuto in angolo, recuperato da Asiago che può salire e di nuovo Asiago. Empoli metacampo, prova il tiro da metacampo Gonni. Parini ne scarta uno, prova ad andare avanti, bloccato. Basso scarta praticamente tutti tranne il portiere che si fa trovare pronto. Recupera Parini, Rigoni controlla il disco, passa Rigoni Gabriel che può partire in velocità, ne supera uno, due, va al passaggio per il compagno davanti alla porta che non riesce ad insaccare con un ottimo De Santi, e arriva anche il cambio portiere di Scini, Samaranayake al posto di De Santi che ha fatto comunque un'ottima partita. Chirico, si trova un muro, 3 giocatori di Asiago e quindi approfitta D'Urso che si fa bloccare a metà campo, ripartenza pericolosa, bloccata subito da Rigoni Gabriel che ha anche lui l'occasione di partire in velocità e lo fa, prova il tiro, recupera il disco intanto Riccardo Marobin, vediamo si lotta in balaustra, Empoli riesce a portare a casa il disco con Chirico. Sempre Chirico, disco dietro, Asiago bracci forti, scusami. Passaggio lungo per compagno di Empoli, ma il disco che ritorna nelle mani di Asiago. Riparte Rigoni Gabriel, bloccato da Dinet. Chirico protegge bene il disco, tutti per terra, prova a dare in mezzo, ne approfitta Rigoni Gabriel, intanto fallo per Casagrande Rocco, intanto chiamata l'asciugatura del campo. Cambio portiere anche per gli Asiago Vipers, entra Rigoni Leonardo. Sì, ma ce la sta pulendo. D'Urso, Filippo. Ultimi 2 minuti di gioco per questa finale che porterà quindi gli Asiago Vipers alla medaglia d'oro anche per il campionato Under 14. Controlla sempre D'Urso.
gestisce più che bene questa situazione di penalty. Prova a servire Parini, bloccato da Dinuni. Chirico, prova il tiro. Parini, no scusate, non è Parini, numero 21, forte Tobia. Ultimo assalto per Empoli, Gonni prova, tiro bloccato ad Urso, però arriva il gol di Empoli di Chirico. E così 6-2 a 47 secondi dalla fine della partita. Ingaggio vinto da Empoli, che poi regala il disco ad Asiago. Ancora Asiago, 30 secondi alla fine del secondo tempo. Recupera Empoli, si allunga il disco Gonni, quindi il difensore di Asiago riesce a recuperare il disco. Ancora Empoli, occasione, ma Chirico non riesce ad agganciare il disco e quindi blocca il portiere di Asiago, Rigoni, quando mancano ancora 8 secondi, alla fine della partita. Quindi parte il conto alla rovescia per i tifosi di Asiago. E quindi Asiago Vipers, campioni d'Italia Under 14. E si parte con i festeggiamenti. Bravi Asiago Vipers, bravissimi. E quindi si prosegue con festeggiamenti, saluto, consegna dei premi MVP e interviste con i protagonisti del match. Gabriele Marchette che consegnerà quindi i premi MVP ai nostri ragazzi più giovani di Empoli e di Asiago Vipers.
Finisce quindi la partita, la finale del campionato Under 14. Adesso proseguiremo con le interviste dei protagonisti del match. E quindi qui con noi vi abbiamo portato il primo protagonista del match, Rigoni Gabriel, autore di una tripletta nella finale del campionato Under 14. Gabriel, siete sicuramente contenti del risultato? Era quello che vi aspettavate? Sì, era quello che ci aspettavamo. Siamo contentissimi, adesso andiamo a far festa. Assolutamente, festa super meritata, godetevi questa medaglia d'oro. Per l'anno prossimo invece? Per l'anno prossimo speriamo anche che vinciamo ancora e niente, che ci saranno anche i 2010 e niente, sono contenta. Va bene, perfetto Gabriel, allora ti lascio ai festeggiamenti che ti vedo che hai voglia di andare a festeggiare. Va bene, grazie intanto per l'intervista e goditi questa medaglia d'oro. Grazie mille, ciao. Ciao Gabriel. Secondo protagonista della finale Under 14, Capitan Chirico Samuele per Hockey Empoli. Samuele, cosa non ha funzionato forse durante questa finale? Penso comunque che dobbiate essere comunque contenti, anche se so che è difficile perdendo una finale, però avete preso comunque una medaglia d'argento. Allora, in finale l'Empoli all'inizio campionato proprio non me l'aspettavo che ci arrivava. Mi sono proprio stupito, è un sogno che si avvera per me arrivare in finale con l'Empoli. Allora, per me si è sbagliato alcune cose che sono state fondamentali, tipo marcare a uomo, si è lasciato molto i giocatori dell'Asiago liberi e questo ci ha fatto perdere molti dischi e l'Asiago ha fatto anche molti gol per causa di questa cosa. Poi, vabbè, spero che l'anno prossimo si rifaccia l'Empoli come squadra. È stata una bellissima partita contro l'Asiago soprattutto, che è una squadra molto forte. E io sono contento delle prestazioni di tutti. Lavorerai sicuramente quest'estate per cercare di migliorare ancora? Sì, sicuramente. Come sempre, bisogna sempre migliorare. Così alla fine magari un giorno potremo arrivare anche a vincere il campionato. Allora ti auguro buon lavoro per quest'estate Samuele e grazie intanto per questa intervista. Grazie a te, ciao. Ciao Samuele. Rimanete connessi comunque perché tra pochi minuti in realtà, anzi scusate, non pochi minuti, tra una mezz'oretta, quindi alle 5:30 ci sarà la finale di campionato per l'Under 18 tra Milano e Civitavecchia, quindi vi aspettiamo alle 5:30 collegati. Ci vediamo dopo.